Qual è la sua idea di Abano Terme? La mia e la nostra idea di Abano Terme è quella di una città che ritorna ad essere prima destinazione turistico-termale d'Europa, possibilmente anche del mondo, una città dalle 2B, benessere e bellezza, dove si sta bene, dove i cittadini vivono bene e dove i turisti vogliono arrivare. E dunque è una città che può rilanciarsi perché ne ha le potenzialità proprio nel panorama, diciamo, turistico, e naturalmente con una grande ricaduta sul piano economico e sul piano sociale della vita dei cittadini. È stata una grande campagna elettorale quella di Sabrina Talarico. Il primo grande evento organizzato dalla sua civica si è tenuto in febbraio. 142 persone divise in tavoli tematici hanno dato vita agli stati generali. Da lì, giorno dopo giorno, si sono unite sempre più persone, sino a presentare 4 liste a lei collegate. All'interno troviamo specialisti, volti noti e semplici cittadini. Direi che per noi sono pari merito, nel senso che il turismo, come la cultura, come lo sport, come la sicurezza, sono temi che, se portati avanti insieme, poi trascinano tutti gli altri, perché occuparsi di questi 4 temi qui in questo territorio significa far ripartire l'economia, quindi far ripartire il commercio, fare ripartire l'indotto, fare ripartire anche la socialità e anche i servizi sociali, perché più si fa appunto ripartire il turismo e lo sport, e poi diremo cosa intendiamo, più la società diciamo ritorna a quel benessere che non è solo economico ma è anche psicofisico, perché è tutto legato, no? Sappiamo che le cose sono tutte legate, e quindi a questo noi vorremmo ritornare. Il turismo sicuramente è il tema principale. Noi siamo una destinazione turistica, una volta eravamo la prima d'Europa turistico-termale, forse abbiamo perso questo primato, però dobbiamo recuperarlo. Sono stati 7 mesi intensi ed ora è il momento di tirarne le fila. Allora, per noi è stata una campagna elettorale bellissima, condotta con grande entusiasmo, grande grinta e soprattutto con una parola d'ordine: non aggressione. Noi non abbiamo aggredito i nostri competitor, abbiamo lavorato molto sui contenuti, sulle persone, quindi siamo andati nei quartieri, abbiamo parlato con le famiglie, abbiamo organizzato degli eventi di intrattenimento per i bambini. Noi crediamo di aver fatto del nostro meglio. Speriamo che i cittadini di Abano ci premino per il nostro lavoro e speriamo ovviamente di vincere. Pensiamo di poter dare tantissimo a questa città, non solo io come candidato sindaco ma tutta la nostra squadra.